Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Notizia di servizio molto importante: alle 12:30 saremo collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove il presidente Luca Zaia terrà l'ultima, quella che presumiamo possa essere l'ultima conferenza stampa dell'anno sull'emergenza coronavirus. Dati importanti in arrivo. Abbiamo visto quelli di ieri, poi li rivediamo insieme, decisamente sconcertanti per quanto concerne il numero dei nuovi contagi, delle nuove positività, quindi temi importantissimi da sviscerare oggi con Luca Zaia dalle 12:30 qui in diretta su Rete Veneta. Ma prima di andare a Venezia noi andiamo a Vicenza, perché facciamo subito, immediatamente, il giro delle nostre redazioni per sapere quali sono le notizie del territorio. Abbiamo Luisa Bertini collegata dalla redazione vicentina. Buongiorno Luisa, rapidamente quali sono le novità dall'area iberica? Sì, buongiorno a voi. Oggi si parlerà di questa stretta ulteriore sui controlli, soprattutto i controlli di Capodanno, perché il Viminale ha appunto inviato questa circolare alle prefetture nazionali e quindi anche Vicenza si prepara ad un Capodanno, si può dire blindato, in cui i controlli saranno serrati e quindi le piazze e le vie saranno sorvegliate speciali. Io ne approfitto anche per dare dei dati sul bilancio di quello che sono stati i controlli di quest'ultimo dicembre, che ci sono stati forniti proprio oggi. Quindi in provincia tra il 6 e il 27 dicembre scorsi, tra il 6 e il 27 dicembre sono stati controllati 26.000 persone per verificare il possesso del Green Pass, sia base sia rafforzato, riscontrando e sanzionando 122 casi di violazione, quindi lo 0,24% del campione controllato. Sono state controllate 5.148 attività e quindi esercizi, riscontrando e sanzionando 83 violazioni, quindi l'1,64% del campione controllato, e sono state anche disposte 9 chiusure cautelari per 5 giorni di servizi e attività. Quindi questo è un po' il bilancio di quella che sono state questo susseguirsi di strette e di controlli avvenuti in concomitanza con l'avvento di Green Pass e Super Green Pass, specie nel mese di dicembre. I dati che ti ho fornito sono dati provinciali, quindi di tutto il territorio del Vicentino, e appunto si prospetterà anche per questo Capodanno un'ulteriore stretta, coronata anche da un'ordinanza che ieri il sindaco Francesco Rurco ha firmato, ordinanza per il divieto dei fuochi d'artificio, e quindi che implica anche il divieto di assembramenti nelle zone pubbliche, ordinanza che si estende a tutto il territorio comunale, quindi non solo al centro ma anche ai quartieri. Molto bene Luisa, prima di lasciarti andare, perché sappiamo che la giornata è decisamente complicata anche nell'area iberica, che aria tira da quelle parti per l'ultimo dell'anno, Capodanno? L'assenza di manifestazioni di piazza, possiamo dire, di serate aperte al pubblico, l'assenza, cioè la necessità di fare i tamponi per ritrovarsi in famiglia. Come stanno organizzando i vicentini questa data? Ma guarda, riassumendola in una parola, è dimessa, cioè sono sostanzialmente rassegnati da tutto quello che sta succedendo, anche perché questa spinta alla vaccinazione, insomma, si sperava di vedere la luce molto prima, luce diciamo parziale che si sta già vedendo in termini di terapie intensive svuotate rispetto ovviamente a quello che era il flusso dell'anno scorso, ma comunque il fatto di divieti di andare in piazza piuttosto che di stare in compagnia rende ovviamente le persone più attente, ma anche più spaventate magari dalla situazione che si protrae da tanto tempo. Molto bene Luisa, allora intanto ti ringraziamo per questo collegamento. Per tutto il resto diamo appuntamento ai nostri telespettatori al TG Vicenza di questa sera. Grazie, buon lavoro. Torniamo in studio. Allora, avvertiamo la nostra redazione padovana che siamo pronti allora, aspettiamo Padova.
E nel frattempo che aspettiamo Padova, vediamo un po' di riassunto delle puntate precedenti, come si suol dire. Sentiamo che cosa aveva detto Luca Zaia relativamente al boom di contagi delle ultime ore. 8.666 positivi in sole 24 ore, nuovo record per il Veneto dall'inizio della pandemia, dopo gli oltre 7.000 contagiati di ieri. La provincia di Treviso continua ad essere la maglia nera con 1.635 nuovi contagiati, seguita da Venezia e Padova. Il Natale non ha certo aiutato. Se noi guardiamo la storia dei ricoveri, sono tutte persone che si sono infettate negli ultimi 4-5 giorni, non gente che sta lì. Quindi anche tutte le infezioni di questi giorni che si rendono evidenti, quindi si vede anche che si è molto abbreviato il tempo dell'evidenza dell'infezione. Quindi stiamo raccogliendo adesso la fase natalizia. Se i cittadini non hanno capito come comportarsi, raccoglieremo anche quella di fine anno. Una situazione che preoccupa non poco, anche perché il Presidente è chiaro: se continuiamo con questo trend, entro il 10 gennaio passiamo in zona arancione, un cambio che comporterebbe maggiori limitazioni per i Novax, pressione anche sul fronte ospedaliero. Oggi abbiamo 138, ieri era negativo il ricovero. Io penso che fino all'Epifania si ballerà, insomma. Sarebbe già oro pensare di arrivare a metà gennaio e avere un inizio di discesa. Ovvio che oggi abbiamo i contagiati, fra qualche giorno abbiamo i ricoverati, dovete sempre ragionare in questa maniera. Vi ricordo che l'altro ieri vi ho detto che con 800 più o meno ricoverati in più noi passiamo in zona arancione. 1480 persone ricoverate più 138, 190 si trovano in terapia intensiva. In isolamento nel Veneto, altro dato significativo, sono ben 80.456. Non solo si torna a parlare della questione tamponi, sono stati effettuati complessivamente 8.238.558 tamponi molecolari e 13.285.760 tamponi antigenici. Una pressione insostenibile ormai. Bisogna cambiare le regole sulla quarantena e sui tamponi per non bloccare l'Italia. Dobbiamo prendere atto che c'è un punto di non ritorno ormai, oltre al fatto che non possiamo mettere in quarantena mezza Italia, se no vuol dire che è meglio facciano il lockdown e fanno una quarantena obbligatoria per tutti, ma questo noi non lo vogliamo. Situazione molto complessa, come avete sentito, anche e soprattutto in prospettiva per quello che succederà nei prossimi giorni, per l'accumulo di quelli che potrebbero essere anche i casi da Natale a Capodanno. Ma andiamo subito a Padova, dove c'è Valentina Visentin in Prato della Valle, che ci aggiorna su tutte le novità padovane di questa giornata. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno Ferdinando. Padova che si prepara come tutte le altre città al Capodanno con controlli intensificati proprio per evitare feste abusive. È in corso in questi istanti un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblico proprio dedicato ai controlli che le forze dell'ordine dovranno mettere in campo nelle prossime ore, da qui al 1° di gennaio, soprattutto appunto domani sera, quando durante il veglione ci saranno insomma i ritrovi tra parenti e amici, ovviamente discoteche e locali da ballo chiusi secondo le nuove disposizioni, ma attenzione soprattutto per quei locali che potrebbero fare feste abusive. Infatti alta è l'allerta, si sta monitorando soprattutto il web, dove magari rimbalzano inviti a feste borderline, quindi sarà una macchina in campo di carabinieri, polizia locale proprio per scongiurare. Lo stesso comandante dei carabinieri ha detto: chiamate il 112 se vedete assembramenti, perché ovviamente i controlli si possono fare anche all'aperto, sono vietati gli assembramenti, e chiamate non per denunciare magari il vicino di casa che sta facendo una cena con 2 parenti, ma se vedete assembramenti in strada. Queste insomma le disposizioni in una Padova che appunto ieri
ha fatto registrare 1.600 contagi in 24 ore, ma che allo stesso tempo ha ingranato sulle vaccinazioni con un numero record di somministrazioni, 12.400 e quelle 12.500, scusate, quelle effettuate solo nella giornata di martedì. La fiera resterà aperta con il padiglione 8 e 6 tutto il giorno del 31 di dicembre. Il padiglione 8 sarà aperto anche il 1° di gennaio, così come il 6 gennaio, quindi insomma la macchina vaccinale non si ferma. Valentina, allora prima di salutarti, perché abbiamo la pubblicità che incombe, abbiamo 20 secondi di numero per dire, come abbiamo fatto con i colleghi di Vicenza, che aria tira sul Capodanno dei Padovani. Abbiamo detto le regole, però qual è il polso della situazione per quanto riguarda i cittadini? Capodanno un po' sottotono, non certo come quello dell'anno scorso in cui si era in zona rossa, perché comunque ci si sta organizzando per piccoli ritrovi, ma comunque mancherà anche quest'anno il tradizionale spettacolo pirotecnico che si svolgeva come da tradizione qui in Prato della Valle, dove io mi trovo, quindi è stato annullato, così come qualsiasi festa di piazza, proprio perché a fronte di questo incremento dei contagi. Tra le altre cose, ho 2 secondi proprio per dirlo, al volo c'è anche poi la situazione delle terme, degli alberghi termali solitamente scelti anche per feste o per piccole mini vacanze. Si è avuto una pioggia di disdette proprio in questi giorni, si stima circa il 25% di disdette, con una stima tra Natale e Capodanno di perdita di 10 milioni di euro. Quindi da Capodanno dimesso a Capodanno disastroso, il passo è molto breve. Valentina, grazie per queste informazioni, ci sentiamo se ci saranno altre novità da Padova. Noi rientriamo in studio, ma solo per lanciare la pubblicità. Voi state con noi, torniamo fra pochissimo alle 12:30, c'è anche Luca Zaia. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Alle 12:30 saremo collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera. Prima di andare a Marghera, però, a sentire le ultime novità con il governatore Luca Zaia, vediamo se ci sono novità per quanto riguarda una bombola di GPL ritrovata o fatta ritrovare fuori dal centro vaccinale nella Marca. Il nostro direttore dipartimento è andato ovviamente a sporgere denuncia contro ignoti, perché credo sia il caso ovviamente di stigmatizzare queste azioni che non sono certe azioni civili. Per la direzione generale dell'ULSS 2 non ci sono dubbi, quella bombola scaricata all'ingresso del lab vaccinale di Villorba non è il gesto di un ecofurbo, ma di qualcuno che vuole soffiare sul fuoco della protesta Novax, da qui la denuncia contro ignoti. Più che procurato allarme è veramente un atto che potrebbe diventare un atto anche pericoloso, perché se la bombola fosse stata piena e fosse poi successo un contatto, qualcosa, e fosse scoppiata, evidentemente forse anche qualcuno ci rimetteva la vita. Nei miei ricordi, di solito le bombole quando si consumano vengono restituite a chi ovviamente poi le vende, perché vengono ricaricate, quindi mi pare proprio un atto premeditato. La segnalazione parte di prima mattina da alcuni operatori sanitari pronti a prendere servizio. Quella bombola posizionata a pochi metri dall'entrata del lab in via della Cartiera è quantomeno sospetta. Viene allertata la questura, pochi minuti dopo arrivano i vigili del fuoco che mettono in sicurezza l'area. Interviene anche una pattuglia dei carabinieri. Sul posto per seguire da vicino le operazioni il sindaco Soligo, che si vota alla massima cautela. Tutto quello che posso dire è quello, spero sia un abbandono o rifiuto come tanti altri, e qui mi fermo perché adesso le indagini sono in capo alla Digos. Primo cittadino che si rivolge direttamente al responsabile. Si faccia avanti, o perlomeno si faccia capire che è un abbandono di rifiuto. Mi auguro che non sia quello che tutti sospettiamo. Nel corso della mattinata i pompieri accertano che la bombola dal peso di 15 kg è vuota e in questo momento, poco dopo le 11:30, che viene posta sotto sequestro e prelevata dagli agenti della Digos. Amaro il commento del presidente del Veneto Luca Zaia nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Ferrofini. Hanno i filmati, tutto, adesso speriamo che... Se a voi sembra normale che per occuparsi della salute dei cittadini dobbiamo essere in questa situazione. Il gesto, almeno fino al tardo pomeriggio, non è stato rivendicato. Sorvegliati speciali in queste ore anche i social.
Facciamo ora un'altra breve pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo e alle 12.30 c'è anche Luca Zaia con tutte le ultime novità sull'emergenza coronavirus. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo già collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove fra una manciata di minuti inizierà la conferenza stampa di Luca Zaia. Presumibile che sia l'ultima conferenza stampa dell'emergenza coronavirus di quest'anno, dati che aspettiamo davvero importanti per capire che cosa accadrà al Veneto nell'immediato futuro, che cosa dobbiamo aspettarci da qui alla metà di gennaio. Si parla sempre più spesso di un'ipotesi, di una zona arancione per la nostra regione. Naturalmente tutto questo è legato anche ai dati relativi alla sanità che adesso andiamo a vedere in attesa del governatore. Allora, vediamo gli ultimi dati disponibili, non sono quelli di questa mattina, come sempre questi li fornisce Luca Zaia all'arrivo in conferenza stampa, quindi questi sono dati che riguardano l'ultima tabella diffusa dall'azienda Zero della Regione del Veneto, quelli che dalla Zaia oggi ci daranno la prospettiva di quello che succederà nell'immediato futuro, perché ieri c'erano stati 8.666 nuovi casi segnalati dall'azienda Zero della Regione del Veneto. Il totale dei casi con tampone positivo dall'inizio dell'emergenza Covid era di 626.319. Le persone positive a ieri in Veneto erano addirittura 80.456, ci si rende conto già da questi dati di quale situazione stia vivendo la nostra regione. Le persone che hanno perso la vita dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono 12.358. Scendiamo nella seconda parte della tabella che ci può far capire bene qual è la situazione attuale della sanità. Ricordiamo che i parametri che possono far cambiare colore a una regione passano ovviamente dall'occupazione delle terapie intensive dell'area non critica. Quelle dell'area non critica sono già erano già da zona gialla qualche giorno fa, ovviamente quello che ci ha fatto passare in zona gialla. Sentiremo da Zaia se sono già da zona arancione o meno. Comunque i dati sono questi: 1.290 persone ricoverate in area non critica, di cui 1.167 ancora positive, 123 che si sono negativizzate. Le terapie intensive impegnate sono 190, di cui 180 con persone ancora positive, 10 con persone che si sono negativizzate. Le differenze rispetto al giorno precedente sono piuttosto vistose, perché parlano di 117 ricoveri in più, ovviamente è un bilancio positivo di 117 ricoveri in area non critica, è un bilancio positivo di 15 unità in terapia intensiva. C'erano anche stati 21 decessi, ai quali però vanno aggiunti almeno 2 decessi avvenuti fuori dalle strutture ospedaliere della sanità del Veneto, quindi altri 22-23 morti nella sola giornata dell'altro ieri, fino a ieri mattina. Questi sono i dati dell'emergenza Covid. Vedremo fra poco quelli nuovi con Luca Zaia per sapere se saremo ancora sopra quota 8.000, 7.000 per quanto concerne le nuove positività e come sta reagendo la sanità del Veneto a questa ulteriore ennesima spallata del Covid. Vediamo assieme con la regia di Fabio Verin anche i dati delle vaccinazioni, perché l'ultima tabella disponibile ci parla addirittura di 54.157 dosi somministrate, di cui 5.442 nuove dosi. Ormai sta salendo costantemente il numero delle prime dosi, che sono importantissime perché confermano che sempre più veneti hanno deciso di aderire alla campagna vaccinale, che, lo ricordiamo, è sempre ad accesso libero, la scelta è facoltativa. E i cicli completati, quindi le seconde dosi, sono state 3.575, le dosi booster o addizionali, che dir si voglia, sono state 45.140. Il Veneto ha somministrato il 98,4% delle dosi a disposizione, quindi
il magazzino, diciamo, non è proprio fornitissimo, bisogna vedere cosa accadrà nei prossimi giorni. Sono 3.827.000 i veneti che hanno la prima dose, sono 3.734.000 quelli che hanno la seconda ed è oltre 1,5 milioni il numero dei veneti che hanno anche la terza dose. Vediamo le percentuali sulla popolazione vaccinabile, che sono molto importanti per capire proprio questa fase della campagna vaccinale, che ricordiamo partita poco più di un anno fa. Allora, in Veneto l'87% secco, come si suol dire, delle persone vaccinabili ha almeno la prima dose. L'85,3% ha il ciclo completo, parliamo degli over 12 naturalmente, con punte di 99,1% e 100% addirittura per quanto concerne gli anziani, gli over 80, le persone più fragili. Il numero dei veneti, la percentuale dei veneti che hanno la terza dose, il booster, è 36,5, quindi più di un veneto su 3 ha già anche la terza dose. La tabella sotto che vedete è quella relativa ai più giovani, alla fascia di età 5-11, inserita da poco nella campagna vaccinale, ma già abbastanza avanti per quanto riguarda le percentuali, perché il 7,8% dei bambini, dei giovanissimi fra i 5 e gli 11 anni hanno almeno la prima dose, 0,5 alla seconda dose. In questo momento non è previsto il booster, non è prevista la terza dose, forse si vedrà più avanti come gestire anche questa parte, però non è previsto. Questi erano i dati dell'emergenza coronavirus, non gli ultimi aggiornati, quelli li avremo da Luca Zaia, ma era indispensabile vederli per capire come si sta muovendo l'emergenza Covid nelle ultime ore, che cosa succederà, cosa siamo destinati a vedere nell'immediato futuro. Sappiamo che dei collegamenti con Padova e Vicenza da parte dei nostri giornalisti, dei nostri tecnici, delle nostre redazioni, è emerso come l'aggettivo che si può avvicinare di più a questo Capodanno sia dimesso, ovvero discoteche chiuse, sale da ballo chiuse, nessuna festa di piazza per tutti i motivi che conosciamo. I ristoranti stanno fioccando le cancellazioni, stanno fioccando le disdette da parte di persone che avevano prenotato, ristoranti che si sono trovati adesso a dover gestire questo momento alla fine dell'anno, dopo un mese di dicembre molto complicato dal fatto che sono praticamente saltate tutte le cene aziendali, sono saltate tutte quelle cene che davano il là alle celebrazioni di Natale e dell'ultimo dell'anno. Stanno fioccando, pare, anche le disdette nelle aree turistiche. Sentiremo nella giornata di oggi, per poterne parlare nei telegiornali questa sera, i vari comprensori, soprattutto quelli sciistici. Abbiamo sentito per esempio dalla nostra redazione di Padova che ad Abano Terme, nel comprensorio termale, quindi Abano Montegrotto, c'è una pioggia di disdette, di cancellazioni delle prenotazioni. L'area termale era diventata un po' il punto di riferimento per l'ultimo dell'anno per tantissime persone che sceglievano proprio questo tipo di villeggiatura, di vacanza per Capodanno, e invece quest'anno sta andando molto diversamente, quindi dal dimesso, dicevamo, al disastro il passo è molto breve. Cercheremo di capire con il governatore Luca Zaia se e come potranno cambiare le cose. Non abbiamo ancora il governatore in arrivo, lo aspettiamo da un momento all'altro, ma finché non arriverà Zaia vediamo di dare qualche notizia che ci arriva dall'ANSA, perché naturalmente ci sono notizie nazionali. Allora, per esempio, questa è importante, è a livello nazionale, qui sull'ANSA arrivano anche notizie nazionali. Allora, nella settimana dal 22 al 28 dicembre si rileva un aumento di nuovi contagi da Covid in tutte le regioni. Questo è un quadro nazionale, ad eccezione della provincia autonoma di Bolzano, e si va dal 9,6% del Friuli Venezia Giulia al 257,6%, questi sono dati veramente impressionanti, dell'Umbria.
In 45 province si registrano 500 casi per 100.000 abitanti. E quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe, come spesso arrivano in redazione questi dati, ve li diamo anche oggi, che evidenzia come il sistema di testing sia già in tilt. Ci sono troppi falsi negativi nei tamponi antigenici e con l'emersione di un numero enorme di casi si rischia un lockdown di fatto, indipendentemente dalla modifica delle regole sulla quarantena. Regole sulla quarantena che, in attesa del governatore, andiamo a leggere insieme. Vediamo ci sono tante versioni che girano, arrivano anche a noi, vediamo lettura di questa versione per esempio. Allora, dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza si amplia l'uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività. Questa è la lista delle attività che richiedono il Green Pass cosiddetto rafforzato. Allora, alberghi e strutture ricettive, questo lo sapevamo, feste conseguenti a cerimonie civili o religiose. Qui si parla ovviamente dei matrimoni, sappiamo che anche il settore dei matrimoni, i wedding planner, tutto l'indotto legato poi ai ristoranti, legato al catering, legato ai fioristi, ci sono tantissime categorie che avevano degli ingressi economici importanti da questo settore nuziale, sono tutti in grande difficoltà. Sagre e fiere che comunque visto il divieto per ora di creare manifestazioni che possano dare vita a assembramenti, non si terranno, però dopo l'Epifania ci sono tante manifestazioni anche per l'Epifania stessa che potrebbero richiedere queste attenzioni. Nel frattempo vediamo che è arrivato l'assessore Lanzarin, che si sta accomodando anche il governatore Luca Zaia, quindi vi lasciamo alla conferenza stampa del Presidente. Allora, tanto buongiorno a tutti. L'assessore la conoscete perché ormai facciamo tappa fissa assieme, però volevo appunto presentare la professoressa Liviana Dadalt, che per noi è l'autorità per la pediatria in Veneto e per la storia della pediatria. E lei è qui in veste di direttore del Dipartimento della Salute Donna Bambino, nonché direttore del pronto soccorso pediatrico di Padova, ed è specialista in anestesia, in allergologia pediatrica e in genetica, e quindi abbiamo pensato di invitare la professoressa, che è sempre disponibile, la ringrazio fin d'ora, per un suo intervento che sarà autorevole rispetto alla vaccinazione dei bambini. Abbiamo un sacco di mamme, di genitori, di papà che ci scrivono, che ci chiedono, che hanno dubbi, e quindi magari anche vostro tramite, se avete poi domande da fare, ci dirà anche qual è lo spaccato, no, dell'evidenza clinica in clinica pediatrica di Padova, piuttosto che quello che significa vaccinare o non vaccinare, con tutti gli annessi e connessi. Prima di passare la parola alla professoressa Dadalt, io vorrei dirvi che dopo di me parlerà brevemente l'assessore Lanzarin e vi darà un aggiornamento rispetto al tema dei tamponi, perché ci sono degli aggiornamenti rispetto all'utilizzo del tampone antigenico molecolare. Per quanto riguarda noi, io ho il bollettino di ieri, intanto a beneficio dei cittadini faccio vedere questo, perché sono arrivati i dati, vabbè, però già quello di ieri ci dà un'idea, perché abbiamo L'audio non funziona? Stiamo rifacendo la procedura. Vabbè, l'audio non funziona. Grazie. Beh, intanto vi do il bollettino, diciamo, aggiornato a ieri, e nella speranza che il problema informatico che abbiamo ci dia l'aggiornato di oggi. 8.238.558 molecolari e 13.285.000 tamponi rapidi. Vuol dire che abbiamo superato 21.524.000 tamponi. 21.524.000 tamponi. Numero impensabile, no? 22 mesi fa. Chi è che il telefonino che suona? Positivi
nelle ultime 24 ore. Il dato di ieri, 8.666, il dato sul quale poi rifletteremo un secondo. Sono stati intercettati con 120.000 tamponi, 120.067 tamponi. Incidenza dei positivi sui tamponi fatti 7,22. Numero dei positivi dall'inizio di questa infezione, quindi dal 21 febbraio 2020, 626.319. Numero dei positivi ad oggi, almeno a ieri, 80.456. I ricoverati 1.480 più 138 caricati ieri, questo è il totale. Così suddivisi questi 1480, 1290 in area non critica, in area medica, più 126 e 190 in area di terapia intensiva più 12. Ai 190 di terapia intensiva si aggiungono i 286 non Covid di terapia intensiva, per un totale oggi di 476 persone in terapia intensiva. Questo va ricordato. Però vedete che cagliamo qui, noi mediamente ne avevamo 350 non Covid, perché i Covid ovviamente cannibalizzano gli spazi ai non Covid. Quindi comunque stiamo crescendo, comunque stiamo allestendo terapie intensive, tanto è vero che siamo a 4,76. Totale di decessi 12.358 più 23. Dimessi 25.256 più 46. Allora, due riflessioni e mi scuso per il bollettino che non sappiamo neanche noi i dati di oggi, forse arriverà qualcosa. Allora, nelle ultime 24 ore noi abbiamo, anzi i nostri uomini e donne della sanità aiutati dai volontari hanno inoculato 51.442 dosi di vaccino. La maggioranza di queste dosi sono state dedicate alle booster, 43.351. Per un totale dosi booster di 1.665.000. Diventa importante conoscere questo numero alla luce anche delle decisioni di ieri sera. Allora, il dato che noi abbiamo oggi, lo dico perché è corretto dare una lettura giusta a quello che sta accadendo. Come vedete noi abbiamo un numero di casi quotidiani, i quasi 9.000 casi di ieri, immagino i tanti casi di oggi, sono assolutamente di gran lunga superiori alla punta massima del dicembre 2020, che è stato, diciamo, il periodo più orribile del Covid in Veneto. Il 31 dicembre 2020 è stata la giornata più dura, poi abbiamo iniziato pian piano a calare. Nonostante i casi siano anche il doppio, abbiamo un'ospedalizzazione che oggi è di un terzo, poco più, sì, sarà un terzo, ci abbiamo verso quasi la metà. Diciamo un'ospedalizzazione bassa rispetto ai casi che abbiamo. Ed è altrettanto vero che l'altro dato importante, che non è di poco rilevante, è rappresentato dalla mortalità. Ovvio che è una tragedia anche una persona sola che perde la vita. Però ricordo che non siamo ad oggi non abbiamo bollettini con 200 morti al giorno, come capitava l'anno scorso. Cosa è accaduto nel frattempo? Che sostanzialmente abbiamo somministrato, il dato esatto ve lo dico, 9.063.410 vaccini. L'87,2% dei veneti si è vaccinato. Quindi se oggi siamo ancora aperti, perché altrimenti saremmo già chiusi, forse qualcuno non lo ha ancora capito, e se i dati ospedalieri ci permettono ancora di guardare con un minimo di speranza al futuro, è perché la vaccinazione ha avuto, diciamo, effetti positivi.
Lo dico perché c'è sempre chi si avventura a dare spiegazioni un po' rudimentali rispetto a tema vaccini. Aggiungo anche di più che quasi l'80% dei ricoverati oggi in terapia intensiva sono non vaccinati, quasi l'80%, e 1 su 2 di ricoverati in area medica sono non vaccinati. Vedo qualcuno che porta in giro le tabelle dicendo che in area medica 1 su 2 sono vaccinati. Sì, cosa vuol dire? Niente non vuol dire. I non vaccinati vi ricordo che rappresentano solo il 13% della popolazione. Già il fatto che siano 1 su 2 fa capire che incidenza ha l'ospedalizzazione del non vaccinato. Se poi vado a guardare in terapia intensiva, sapendo che il non vaccinato rappresenta sostanzialmente quasi 1 su 10 i veneti, in terapia intensiva invece rovescia il rapporto, quindi se noi non avessimo i non vaccinati oggi ricoverati saremmo in zona bianca, questo è poco ma sicuro. Senza attribuire colpe a nessuno, ma i dati vanno anche letti nella maniera giusta. Ieri abbiamo fatto una lunghissima riunione con il governo, anzi ne abbiamo fatta una al mattino con i colleghi governatori, dopodiché una d'urgenza alle 17:30 con il governo, c'era il ministro Gelmini e il ministro Speranza, poi ho sentito anche il ministro Speranza stanotte e devo dire che ne è uscita, insomma, un po' di istanze presentate sono state raccolte, mi sembra chiaro, no? Il fatto che chi ha la dose booster non fa quarantena, fa un tampone a 5 giorni solo se è sintomatico e poi chiude il suo periodo di auto-osservazione, l'abbiamo definito così, con un tampone che può fare dove vuole anche da un privato per chiudere il suo periodo di auto-osservazione, porta un FP2, ormai tutti portano, quasi tutti, però questo significa che evitiamo le quarantene oggi a 1.600.000 veneti. Cioè 1.600.000 veneti che dovessero diventare contatto stretto di positivo, se sono asintomatici non stanno a casa ma continuano a fare la loro attività. Qualcuno ha detto che è un'assurdità, a me non sembra un'assurdità, a me sembra essere coerenti con quello che si sta facendo. Voglio ricordare anche l'atto pionieristico dei nostri medici del Veneto che a marzo 2020, nessuno se lo ricorda sta roba, io chiesi al ministro di fare in modo che i medici che stavano diventando contatti stretti di positivi, socialmente, non sto parlando del medico che lavorava con un positivo, magari aveva un collega che diventava positivo, se erano asintomatici e col primo tampone negativo continuassero a lavorare e non stare a casa in quarantena. Allora la quarantena di 15 giorni noi rischiavamo di svuotare gli ospedali e stavamo parlando di un contesto nel quale non c'era neanche il vaccino, a maggior ragione adesso con 3 vaccinazioni, con la letteratura scientifica che è chiara. Avete visto anche l'altro giorno è venuta la dottoressa Ricci, vi ha fatto vedere l'effetto della dose booster, abbiamo lavorato sui vaccini vivi, sull'Omicron viva, cioè sul vaccino vivo, sulla variante viva. Quindi questo è già un grande successo, spero che ci aiuti ad abbattere le code. Poi se volete la mia idea, io penso che un bimbo contatto stretto di un compagno di classe positivo, io lo metterei in quarantena come è giusto che sia e gli eviterei un tampone all'inizio, un tampone alla fine, un tampone, cioè, comunque deve farsi la quarantena, cioè non ho scoperto nulla, sì, scopro la sua positività, però se sono davanti a un bimbo asintomatico e lo sto mettendo in quarantena prudenziale, il fatto di sapere che si sia positivizzato, cioè in questa fase a me non serve perché fa la quarantena e non è neanche oggetto di profilassi oltretutto se è solo positivo. Vabbè, poi abbiamo la professoressa Dadal che queste robe le conosce molto meglio di me, però insomma l'idea è quella di far capire che nessuno, qui vorrei essere chiaro, nessuno, come si dice, contraddice la scienza e nessuno si permette, io per primo, di rivedere i modelli scientifici. Però la scienza ci insegna anche che bisogna fare l'amministrazione del possibile.
Una sutturazione in tempi di pace si fa in ospedale, fatta bene, in ambiente assettico, con i guanti di lattice, la mascherina, i punti fatti bene, il disinfettante. In tempi di guerra si fa sul campo di battaglia e se non c'è l'alcol usi un po' di alcol, di bevanda alcolica, usi la grappa se ce l'hai. E anche quello è un disinfettante. Dico questo perché oggi noi siamo in un contesto nel quale è di guerra rispetto alla fase di testing e di screening. Cioè quando cominciamo ad avere 160-170 mila tamponi, punti di ritorno non c'è più. E i colleghi ieri sera, io ho lanciato per prima sta roba, però è testimone l'assessore Lanzarini, i colleghi hanno tutti confermato il punto di non ritorno. Cioè salta il contact tracing, per voi pensate che 9.000 persone positive in un giorno sono 9.000 telefonate che produrranno cosa? Fate un calcolo, 10 contatti stretti ce l'avrà una persona, no? 2 parenti, colleghi di lavoro, 4 amici che producono 90.000 contatti da intercettare, ma domani è un altro giorno e quindi domani ne arrivano altri 8, 9, 10.000. Allora il contact tracing è saltato o sta saltando, lo dico anche a beneficio di quei cittadini che sono a casa e dicono ma non mi chiama nessuno. Ragazzi, con questi numeri qua, cioè, è come dico sempre io, come pensare, immaginare di dire a tutti i cittadini di andare in banca lo stesso giorno alla stessa ora e di prelevate tutti i vostri risparmi. Vedrete che la banca a un certo punto dice no scusate, così non funziona. Noi non riusciamo ad andare oltre questi quindi non vengono contraddette le linee guida, però è pur vero che oggi noi dobbiamo concentrarci su chi? Sui sintomatici che dobbiamo testare. Ha più senso testare un bimbo sintomatico o correre dietro a una classe di bambini asintomatici che hanno l'unica colpa che hanno è di essere stati in classe con uno positivo? Noi guardate che c'è il rischio che noi non facciamo il nostro mestiere per bene, ovvero quello di testare i sintomatici, perché il sintomatico è il primo nostro obiettivo. Dopo tutto quello che si riesce a fare in più si fa, quindi non è nulla contro la scienza. A me mi fa piacere che comunque il Consiglio dei Ministri e ieri il confronto che abbiamo avuto con il Ministro anche Speranza sia stato colto questo aspetto, anche perché devo dire che all'inizio c'era ancora la volontà di far fare il tampone dopo 5 giorni anche ai booster. Questo nella riunione. Dopo la riunione insomma si è deciso che il booster, cioè chi ha la terza dose e non è sintomatico, si farà il tampone alla fine di 10 giorni, punto, finita lì. Però nel frattempo fa le sue attività, va a lavorare, fa tutte le sue robe. Poi avete visto che dalle notizie informali che sono arrivate che il Green Pass è rafforzato, è un Green Pass che riguarda mezzi di trasporto, servizi di ristorazione all'aperto, alberghi, sia all'aperto che al chiuso ovviamente, era già obbligatorio il chiuso, alberghi, strutture ricettive, piscine, centri natatori, sport di squadra, feste, sagre, tutto questo dal 10 di gennaio, impianti di risalita e quant'altro. Ecco, ieri mi chiedevate del lockdown dei vaccinati, io non vi ho risposto per questo perché di fatto sono tutte misure restrittive che vanno in questa direzione, cioè nel senso che trovo prematuro, cioè io non sono mai stato convinto che ci possa essere una misura di legge che può bloccare l'uscita di casa solo a un gruppo di persone. Ma di fatto, di diritto no, ma di fatto c'è già una grossa limitazione con queste norme che il governo ha voluto approvare. Immagino siano scaturite dal confronto con il comitato tecnico scientifico. Noi adesso ci stiamo attrezzando perché ovviamente la vera sfida è fare più dosi booster possibile. Questo significherebbe evitare di mettere in quarantena mezzo Veneto. E dico ai cittadini che ci sono ancora posti in agenda, almeno fino alla prima settimana di gennaio abbiamo un'occupazione dell'82% dei posti in agenda, mediamente nelle aziende, quindi c'è ancora un 18% di posti liberi. Stiamo rimpinguando, stiamo tentando di stressare ancora di più la macchina, che oggi molto spesso è impegnata con i tamponi. Stiamo rimpinguando per tentare di arrivare a un target giornaliero di 60.000 dosi. 60.000 dosi vorrebbe dire che
50.000 le facciamo di booster. Se riuscissimo a far questo vuol dire che in un mese facciamo un altro 1,5 milione di booster, che sommati al 1,6 milioni di oggi vuol dire aver già quasi tutti i veneti, diciamo, con la loro terza dose. Staremo a vedere l'evoluzione. Noi siamo preoccupati delle festività, ragazzi, perché le richieste che ci arrivano in queste ore, se si possono far feste con 200 persone private, se si possono, insomma, di tutto arriva. Noi non è che siamo qui a godere perché la gente non riesce a far casino, anzi ci piacerebbe che ci fossero le piazze piene, che ci fosse un sacco di attività e che si possa tornare alla normalità, ma in questa fase decisamente no. Il governo ha fatto delle scelte che devono essere rispettate, il livello di circolazione del virus è alto, perché lo si vede anche da dei dati che vi dico. Oggi noi abbiamo un'incidenza che è oltre 600, è 610, tasso di occupazione terapia intensiva è 18 e quello dell'area medica 19. R con T sempre 1,13, capite l'assurdità, stiamo un R con T basso, però con 19 di area medica vuol dire che noi ci giochiamo 11 punti e poi si va in arancione. Ieri era 18, se un punto al giorno, vedete che più o meno arriviamo alla prima settimana di gennaio, 10 gennaio arriviamo al famoso 30% che ci porta in zona arancione. Detto questo, passo la parola se avete domande, poi l'assessore Lanzarini e dopo la professoressa Daddario. Grazie. Prego. Iniziamo, Tosato, poi Nicolucci Moro, vabbè un po' tutti. Sì, ci sono diverse domande per la professoressa Daddario. Le facciamo dopo. Che le facciamo dopo. A lei, Presidente, volevo chiedere questo. Dall'Università di Padova è partita la candidatura a diventare centro di riferimento della ricerca per quanto riguarda l'RNA. Volevo sapere se è a conoscenza di questa iniziativa, siccome questa iniziativa vede un po' la regia dell'ex rettore del professor Rizzuto, con il quale lei ha avuto rapporti intensi durante la fase dell'emergenza. Volevo sapere se la Regione sosterrà questa iniziativa che rientra nell'utilizzo dei fondi scientifici del PNRR. Non commento nulla rispetto a questo. Altro? Non commenta nulla in caso. La risposta, non commento nulla. Si può rispondere così ancora in un paese libero? Per carità. Magari qualcosa di più intellegibile, no? No. Vabbè. Come si dice? Cosa diceva Trapattoni? Dici gatto quando ce l'hai nel sacco. Ah, vabbè. Allora, però questa è una risposta, insomma, dai. Era Trapattoni? Sì, sì. Io non seguo il calcio. Prego, altro? No, poi ci sono delle domande per... Sì, ma professoressa, guardate, anzi io la ringrazio perché c'è totale disponibilità per chiarire tutti i dubbi sui vaccini ai bimbi. Allora tocca a Michela Nicolucci. Prego. Buongiorno. Io vorrei chiarire un punto perché la gente ce lo sta chiedendo, sì, naturalmente dopo le decisioni di ieri sera. Allora, abbiamo capito che coloro che hanno assunto la terza dose e non sono sintomatici possono saltare la quarantena. Però mi pareva di aver capito, e magari vi prego di spiegarlo proprio alla gente, che anche chi ha completato il ciclo vaccinale primario e non è sintomatico ma l'abbia completato da 120 giorni possa saltare la quarantena, mentre chi l'ha completato e sono passati i 4 mesi debba stare a casa 5 giorni. È così? Chiedo per un chiarimento perché ci stanno... È così, a parte il fatto che noi da adesso dovremo, primo, vedere il testo del decreto, che ancora non c'è. Quindi fino a che non ci sarà un testo in Gazzetta Ufficiale resta valido quello che conosciamo da sempre. Questo è importante. Quindi non è che uno adesso dice mica ho terza dose booster, sono un contatto,
di un positivo, sono asintomatico, vado a fare l'ultimo dell'anno. No. Probabilmente il decreto verrà pubblicato in serata, è probabile. Quando sarà pubblicato diventa legge. Nel momento in cui è legge, noi possiamo dire a tutti coloro che rientrano in quelle figure giuridiche e sanitarie, insomma, definite, che avranno diritto a una... E da quando lo faranno scattare? E da quando lo faranno scattare? Ecco, questa è l'altra domanda che ci fanno. Scatta da 10. Da 10. Quarantene nuove da quando? Io immagino che saranno quasi, cioè, immediate, da quel che ho capito. Anche perché noi abbiamo veramente, credetemi, insistito sul fatto che non ce la facciamo più con i tamponi. Esatto. Cioè, è indecoroso vedere bimbi in coda per 4 ore per fare un tampone a un bambino asintomatico perché ha il compagno di classe positivo, o peggio ancora perché all'asilo nido c'era un positivo. Quindi noi speriamo veramente di sgravare il fronte dei tamponi con questa modalità. E poi c'è il tema molecolare e antigenico che vi spiegherà l'assessore Ranzarini. Anche qui spero una volta per tutte, siccome siamo finiti quasi sulle porte dei tribunali un anno fa per queste robe, nel senso che sembrava che dicessimo eresie, ve lo ricordavate? Ve lo ricordate? Antigenico, molecolare, il gold standard. Boh, adesso lo scrivono dappertutto, guarda, non preoccupate, l'importante è che li facciate. Anzi, adesso si dice anche un'altra roba, lo vorrei, questo lo dico io che non fa parte, cioè, tra un molecolare fatto ogni tanto e un antigenico fatto con cadenza regolare, 4 giorni come lo fanno loro, in una fase in cui il virus circola, è più facile beccare il virus con l'antigenico che pensare al molecolare che ti fai, che ti daranno l'esito fra 3 giorni e quello che è. Poi guarda, la capacità nostra di fare molecolari si ferma a 25, 26, 27.000 facendo veramente i salti tripli con l'avvitamento. Oltre non ci andiamo, non c'è riuscito nessuno. E siamo quelli che ne fanno di più in Italia, sia molecolari che antigenici, rispetto alla popolazione. Ecco, Presidente, l'altra cosa, sì. E poi una domanda veloce sempre che ci arriva dalla gente. Prego. Ma intanto volevo sapere questo. Oggi il Presidente della Liguria, Toti, dice che il Governo ha assunto in parte le richieste della Regione. Cita lei e Federica e dice che voi tre in realtà avevate chiesto anche di allargare ulteriormente l'obbligo vaccinale per lavorare. È così? No, nel senso che ieri è stata fatta una discussione. Io posso parlare delle mie richieste. Io ieri ho parlato di ridurre fortemente le categorie da soggettare a tampone, visto considerato che ci fanno la quarantena. Io ho parlato di questo ieri. E poi mi sono battuto la storia dei booster e quindi di togliere i tamponi a tutti i booster dopo 5 giorni. Questo è quello del quale ho parlato io, poi non ho parlato di estendere la categoria o altro, ma non per smentire qualcuno, perché la discussione è stata talmente variegata, dove hanno parlato tutti, sono stati convocati d'urgenza, mezzi di noi erano o con la telecamera oscurata o nei parcheggi al buio, come nel mio caso. Quindi ho visto la Letizia Moratti è stata tutto il tempo fuori su un piazzale. Che c'è al buio? Sì, se ti convocano la videoconferenza la fai così, ti fermi. Non lo sapevamo questo. Perché noi le facciamo con il telefonino le videoconferenze. Okay. In urgenza abbiamo il programmino e ci colleghiamo, avendo la password entriamo. Sì, anche perché a volte vengono fatte a ridosso del Consiglio dei Ministri, quindi nella sala a fianco. Non so, lei si aggirava al buio per paziente. No, se lei si è mesa, per solo questo motivo. Ecco, l'ultima cosa che le chiedo, Presidente, è questa, sempre per cercare di alzare un po' l'allert. Dai primi studi... Ieri c'è stato, per essere corretto, abbiamo parlato dell'estensione si è parlato dell'estensione alle categorie dei pubblici. Sì. Dopodiché c'è stato, giustamente, non ricordo chi, in generale in un dibattito che ha riguardato tutti noi, che qualcuno ha detto ma potrebbe essere anche un ragionamento rispetto alle categorie essenziali, ma giustamente qualcuno dice e chi decide quali sono le categorie essenziali? E lì si è fermata la discussione, perché questa è una partita tutta governativa, onestamente. Cioè, se no diventa la storia dei codici Ateco, ve lo ricordate, no?
Però ogni giorno c'era uno che diceva: ma io non sono nel codice perché lavo i cani ma non li spazzolo, c'erano tutte queste robe qua dopo, no? Ecco, l'altra cosa che volevo chiedere è questa: dai primi studi sulla variante Omicron condotti a Hong Kong e anche in Sudafrica, dove è comparsa per la prima volta, risulterebbe che purtroppo chi è stato colpito da variante Delta non sia coperto poi o protetto, come vogliamo dirlo, dalla Omicron. Volevo chiedere, nel Veneto avete già registrato i primi casi di reinfezione? Abbiamo casi di reinfezione, poi la professoressa Dadal vi dirà se ce li ha anche nei bambini. Sì. Abbiamo casi di reinfezione ma non sono così numerosi, primo. Secondo, sono inversamente proporzionali al numero delle vaccinazioni. Cioè i booster, per dire, lasciano meno spazio, cioè chi ha la terza dose ha meno possibilità di reinfezione. Di certo non, ecco, l'appello che faccio è: trovo tanti, ma io ho avuto il Covid, sono pieno di anticorpi, questa roba qua è come correre contro mano bendati a 200 all'ora lungo un viale di platani. Cioè, nel senso che sta idea che perché hai avuto il Covid c'hai gli anticorpi che ti tutelano a vita è sbagliata. Cioè, vanno seguiti i progetti, il piano di sanità pubblica che prevede le vaccinazioni con le loro cadenze. Quindi che sono validate di qualche decina di casi di reinfezione? Ce ne sono, ma non è che abbiamo un report, intendo. No, però non abbiamo tutta questa evidenza, ce ne sono. Ma sai, nel mare magnum di 9.000 persone sicuramente ci sono delle reinfezioni, ce ne sono alcune anche autorevoli, delle quali avete scritto anche voi in questi giorni nei giornali, però no. Dire che siano tutte reinfezioni cioè siano infezioni su i cittadini che avevano già avuto un'infezione, no. No, ma tutti no, chiaramente. Ci sono. Okay. Ma probabilmente c'è stata anche una caduta della copertura anticorpale. Certo. Ok, grazie. Prego. Tocca al collega Malavasi. Rispetto alle decisioni di ieri sera del governo riporterei qualche osservazione di sorpresa, di sconcerto anche in area lavorativa, uffici, luoghi di lavoro, datori di lavoro che osservano alcune cose. Il fatto per esempio che se fino a ieri le persone che appunto avevano un contatto stretto erano obbligate alla quarantena e quindi in qualche modo si riteneva che potessero essere un pericolo in qualche misura di possibile contagio per i lavoratori, i colleghi circostanti, adesso non lo sono più. Allora c'è chi già ipotizza che per quanto possibile i non più quarantenati passino direttamente al lavoro agile, per quanto possibile. Altri che dicono comunque bisognerà adottare delle misure precauzionali molto empiriche, per cui non lo so, stai distante di più, ti metti guarda, qualche rassicurazione o spiegazione? Sì. Intanto questa è validata dal Comitato Tecnico Scientifico. Stiamo parlando di cittadini che hanno avuto la terza dose o che hanno fatto il loro ciclo vaccinale primario sotto i 120 giorni. Stiamo parlando quindi di chi in via teorica ha copertura anticorpale e comunque stiamo parlando di persone asintomatiche che debbono comunque portare l'FP2. Questo c'è scritto e possono fare la loro attività. Non c'è altro da aggiungere, cioè non stiamo parlando di persone sintomatiche, cioè è un'altra roba, stiamo parlando degli asintomatici, coloro che vanno semplicemente in quarantena perché hanno avuto un contatto stretto con qualcuno, che se sviluppano sintomi devono fare i tamponi, tutta la procedura che è prevista, il quinto giorno c'è il tampone e via. No. Dal punto di vista del lavoro no, perché poi c'è una legittimazione anche giuridica dal decreto rispetto alla condotta da tenersi, nel fatto che si reintegra una persona che rappresenta un contatto stretto. Tutto qua. Prego. Allora passiamo ad Alda Vanzani, poi Moscati. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Per sapere se il decreto, così come è stato annunciato, poi vedremo il testo originario finale, se la soddisfa, se lei si aspettava qualcosa di più anche per quanto riguarda le date. Si poteva partire prima del 10 gennaio,
andava esteso a quali categorie o se invece allora, non le va bene? le proposte che ho portato io erano riferite al tema dei tamponi e al tema delle quarantene. Onestamente non sono intervenuto sul Super Green Pass e la sua estensione, e a me sta molto a cuore questa fase qua dei tamponi. Non nego che io ho proposto di togliere i tamponi a chi comunque di fatto va in quarantena da asintomatico, e ho pensato a tutti i ragazzi delle scuole, perché comunque sono 2 tamponi, uno in ingresso e uno in uscita dalla quarantena. Ho detto quantomeno cerchiamo di andare anche incontro a questa difficoltà che molto spesso hanno i genitori e ai centri tamponi che non riusciamo più a gestire. Ho fatto la mia proposta che conoscevate già sul booster, vedo che è stata accolta, che poi è una proposta anche condivisibile, e la riunione si è chiusa con l'obbligo del tampone al 5° giorno per tutti i booster, sintomatici e asintomatici, e poi la bella notizia c'è stata che nel Consiglio dei Ministri hanno deciso per gli asintomatici di non fare il tampone al 5° giorno, ma di farlo solo a chiusura di questa fase di autosorveglianza, definiamola così, al 10° giorno. Fra l'altro in qualsiasi luogo si può fare, anche lì capiremo poi come verranno registrati nei SISP. Sì, è passato, questo è passato. Ma io sono soddisfatto di questa parte, adesso cercheremo di capire che impatto avrà sulla macchina dei tamponi, e probabilmente con 1.600.000 booster già fatti si decollassa un po' questa richiesta di tamponi, e allora a quel punto abbiamo raggiunto l'obiettivo. Se non si decollassa vuol dire che dovremo intervenire ancora con qualche aggiustamento. Certo è che sia io che i colleghi abbiamo detto che in moltissime regioni salta anche il contact tracing, cioè con questi numeri è impossibile farlo. Puoi essere anche coreano di nascita, esperto di tutte ste robe, ma non ce la fai con questi numeri, è impossibile, visto considerato che mi sembra che la Corea ha fatto un gran lavoro. Prego. Moscati. Sì, buongiorno. Presidente. 2 cose. Una, mi riallaccio a questa una richiesta. I ragazzi di 12 anni, dai 12 ai 18 anni, che per motivi appunto di ritardo, perché non hanno fatto le 2 dosi recentemente, vale la stessa regola, cioè è richiesto il booster anche per loro, oppure il discorso della quarantena? No, hanno completato il ciclo primario, sono sotto i 120 giorni. E pertanto vale la regola delle tempistiche, giusto? Perfetto, yes. Grazie. E fra l'altro noi abbiamo già iniziato col booster in questa fascia di età, sì, già da qualche giorno. Ok, e invece per quanto riguarda se si è parlato qualcosa dei supermercati, dei centri commerciali, perché vengono queste richieste, dicono i gestori che si sono visti penalizzati gravemente, improvvisamente, dicono da noi si entra con Green Pass, Super Green Pass, tutti tamponati, questo e quell'altro, mentre nei centri commerciali si continua ad andare. Si diceva all'inizio che non era possibile, eccetera, come sui mezzi pubblici, poi si è applicato sui mezzi pubblici, e allora dicono vabbè, ma allora scusa, lì entrano tutti, bambini compresi, non vaccinati, e ironia della sorte sono obbligati invece quelli che lavorano. No, è chiaro, considerate che in questo momento il governo non li ha introdotti, per cui non so, hanno anche annunciato che forse ci sarà un ulteriore provvedimento nei prossimi giorni, non lo so, staremo a vedere. C'è da dire che forse uno dei vulnus di questo decreto, vulnus per carità, non vulnus, un aspetto sul quale ragionare è il diritto allo studio del ragazzo, ci aggiungo sopra, minorenne, che può andare a scuola senza il Super Green Pass e non può essere trasportato a scuola senza il Super Green Pass. Penso alle zone soprattutto periferiche, penso alle zone distanti dalle scuole. Ecco, questo è un tema secondo me che è scivoloso, dopodiché il tema della sanità pubblica lo si capisce, però in un contesto di accesso volontario alla vaccinazione e minorenne che ha diritto allo studio c'è anche il tema del diritto al trasporto, non lo so.
Lo dico perché immagino che ci sarà un po' di dibattito su questo aspetto, va quantomeno chiarito. Grazie. Prego. Ha chiesto di reintervenire Nicolussi Moro. Prego. Mi scusi Presidente, l'ultima perché mi arrivano ovviamente le richieste. Sì. Si è parlato, siccome la FFP2 costa molto di più delle mascherine chirurgiche, sì, e allora si è parlato col governo di cercare di imporre un prezzo calmierato. Ecco, possiamo dire alla gente più o meno quando... Non c'è ancora, immagino sarà il generale Figliuolo che annuncerà questo, perché poi il tema degli acquisti, degli approvvigionamenti spetta alla struttura commissariale. Immagino che saranno prezzi abbattuti come è accaduto per le mascherine quella volta, per le chirurgiche. E in tempi rapidi? Beh sì, spero proprio di sì, anche perché dal 10, insomma, adesso vediamo il decreto, quantomeno l'uso dell'FFP2 per, diciamo, coloro che hanno il booster e non stanno a casa in quarantena ci vuole, e poi c'è anche l'utilizzo dell'FFP2 in generale, per cui immagino che saranno velocissimi i tempi. Grazie. Forse se le consegneranno le distribuiremo, non lo so. Cioè le potreste distribuire a agli studenti, nei trasporti, nelle scuole. Okay. Grazie. Sì, perché c'è l'obbligo oltretutto nei mezzi di trasporto. Se non ci sono altre domande per il Presidente, passo la parola all'assessore e poi all'assessore Lanzarini e poi la Dadalto. professoressa Dadalto. Grazie. Arrivederci, grazie. Allora, molto velocemente, perché poi penso insomma che, visto che abbiamo la professoressa qui, sia giusto insomma sviscerare bene tutte le tematiche, le richieste che ci sono rispetto appunto alla vaccinazione in fascia pediatrica, e anche dando qualche numero sia di rilevanza regionale ma anche di rilevanza nazionale rispetto all'infezione oggi sui bambini. Due cose veloci. Allora, tra le cose di cui si è parlato e che era già oggetto di una circolare, ma dovrebbe entrare, da quello che abbiamo capito anche nel decreto, c'è il chiarimento rispetto al test antigenico rapido e molecolare, e quindi è acclamato ormai, e voi sapete che noi ieri è partita una circolare che è stata inviata alle aziende sanitarie dopo una nostra richiesta al comitato nostro tecnico scientifico che si è espresso ieri, con cui abbiamo chiarito che con un test rapido antigenico positivo si va in isolamento in base alle regole che ci sono oggi, senza la conferma del molecolare, e anche il fine quarantena viene declamato con il test rapido antigenico e non più con il molecolare. Questo perché l'hanno già fatto diverse regioni, Toscana, Umbria, Marche e altre regioni, e perché è previsto, perché è scritto proprio nella circolare, o test antigenico rapido o molecolare, quindi mettendoli sullo stesso piano. Nella nota che noi abbiamo inviato alle USL abbiamo detto invece in quali contesti è bene utilizzare ancora il molecolare, e che sono i contesti quelli dei pazienti che vengono ricoverati, che devono essere ricoverati all'interno degli ospedali, gli accessi ai pronti soccorsi, oppure i caregiver che fanno assistenza continuativa, le persone che escono o entrano in strutture residenziali, case di riposo, disabili, i nuovi ingressi, in modo che quando entrano ci sia un test molecolare. Nello screening rispetto ai sanitari e le strutture extra ospedaliere, sociosanitarie, case di riposo e quant'altro, e poi in tutti quei casi in cui ci sono dei sospetti di persone appunto che hanno comunque dei sintomi ma hanno avuto un esito incerto negativo, chiaramente in questo caso subentra l'accertamento con il test molecolare. E questo proprio per cercare di
organizzare al miglior dei modi la mole di tamponi, ritardi che voi sapete con i molecolari si verificano perché abbiamo una capacità di un certo tipo e oltre non riusciamo ad andare, ma anche perché appunto con le nuove indicazioni insomma si può procedere in questo modo. Cosa vuol dire? Vuol dire, l'abbiamo anche scritto, che anche i test che tu fai in farmacia, oggi le farmacie, voi sapete, in farmacia fanno i test, non dovrebbe andare la persona sintomatica, ma oggi va la persona asintomatica, però anche le farmacie abbiamo visto una percentuale del 2%, 1,5% di positivi, facendo tanti tamponi. Quindi oggi anche il positivo che viene riscontrato in farmacia viene subito posto in isolamento senza conferma del molecolare, perché oggi c'è un'altissima diffusione del virus e quindi sono nuove indicazioni che, ripeto, sono indicazioni che noi abbiamo distribuito alle aziende sanitarie, prima ci siamo interfacciati col nostro comitato scientifico in base alle circolari nazionali e in base anche al fatto che è stato risottolineato anche ieri sera col Ministro e posto all'interno dei provvedimenti e che già molte altre regioni lo stanno facendo, alcune anche con ordinanza. Cito tipo la Toscana, ha fatto un'ordinanza del Presidente in cui ha anche definito la modalità insomma di queste tipologie. Questo per chiarire, poi vi mandiamo comunque la circolare insomma, che con lo specchietto che individua le categorie insomma, che vi ho io un po' riassunto. Su altro non ci sono altre questioni, come diceva il Presidente sul decreto aspettiamo il testo definitivo per capire bene l'entrata in vigore e quant'altro. E basta, se ci sono qualche domanda, se no passerei la parola alla professoressa. Allora sì, ci sono domande. Alda Vanzan. Solo per conferma, un po' tutti. Se pensate che oggi possa arrivare ad una certa ora il bollettino? Sì, no, dicono che nel primo pomeriggio dovrebbe arrivare, quindi appena ce l'abbiamo ve lo trasmettiamo subito. Malavasi? I test rapidi, per quel che si sa, si è detto, si è letto, insomma in questi mesi qua, hanno una percentuale un po' più alta rispetto ai molecolari di errore, insomma di false positività o di false negatività. Si è tenuto in considerazione questo e poi che tipo di test, cioè si passerà ai test antigenici di terza generazione o di che tipo, insomma? Sì, sono terza, quarta generazione, seconda, terza, quarta generazione. Quindi c'è anche una quarta? Sì, c'è anche una quarta, quelli più avanzati. E quindi li consideriamo in questo momento un po' giocoforza, anche perché non si può andare oltre, diciamo, vista la mole di esigenza, li consideriamo giocoforza come un test assolutamente attendibile. Ma allora c'è un'espressione, ripeto, della parte tecnica scientifica, a parte il nostro CTS, ma anche a livello di circolari nazionali che hanno riconosciuto appunto questa cosa qui. È chiaro che oggi poi rispetto a una circolazione del virus così importante e così prevalente si ritiene che questi siano appunto utili ma soprattutto attendibili da questo punto di vista, ma ripeto sulle basi anche delle circolari e delle evidenze che ci sono. Eventualmente poi la professoressa D'Adalte può anche confermarvi qualcosa su questo, insomma. Solo un dettaglio per chiudere, se non ricordo male qualche giorno fa il Presidente parlava della trattativa insieme in corso per acquistare da parte della Regione una macchina da fare 6.000 tamponi all'ora, una cosa del genere. E molecolari. C'è una macchina israeliana che che ci è stata proposta per appunto con un quantitativo importante di molecolari e con tempi molto più riavvicinati. Perché in un colpo solo si quadruplicherebbe la potenzialità di fare molecolari in regione? Sì, questo ci hanno detto, aspettiamo conferma e verifica sul campo chiaramente di questa cosa. Noi abbiamo detto che siamo interessati alla cosa e quindi quando c'è stata proposta e quindi adesso vediamo. Non c'è decisione presa finora? No, noi abbiamo, nel senso che abbiamo dato via libera all'azienda sanitaria che ha chiesto di poterla prendere, quindi noi abbiamo già dato via libera, però deve ancora arrivare, quindi dobbiamo ancora vedere insomma poi i numeri e tutto il resto. Quando potrebbe arrivare?
Non lo so, devo chiedere, non ho idea. Ce l'hanno chiesta 4 giorni fa, 5 giorni fa. Ma qual è l'azienda sanitaria? L'azienda sanitaria non mi ricordo, devo andare a verificare. Mi sembra che sia un'azienda del Vicentino, però devo andare a verificare. Una delle 2 del Vicentino mi sembra. E anche il costo? No, non vi so dire. No. Microfono, per favore. Mi chiedete troppo. Ok. Hai finito? No, devo fare... Prego, Nicolussi Moro. Assessore, buongiorno, faccio 2 domande tecniche al volo proprio. Volevo chiederle intanto se mi può aggiornare il numero dei posti letto in terapia intensiva attivati e anche dei sanitari sospesi perché non vaccinati. Allora, l'ultimo dato che io avevo dei sanitari sospesi erano circa 850, mi sembrava, i nostri però, ripetiamo, sono solo quelli del sistema sanitario pubblico, sì, pubblico. Non quelli delle strutture private, ospedaliere eccetera, quindi erano all'incirca 850 l'ultimo dato. Parliamo di medici, infermieri, OS, tutto il comparto e dirigenza medica, quindi rientrano sia i medici, sia gli OS, sia i tecnici, sia gli infermieri, insomma tutto, quindi complessivamente. Sì. No, sul numero delle terapie intensive adesso vediamo il bollettino, intanto oggi quante sono, e poi noi sappiamo che in base anche ai piani che noi abbiamo, quindi vengono attivati i posti letto fino alla capacità che noi abbiamo di attivabili, che sono magari 1000 posti. Eravate arrivati a 5,50, ma questo ancora prima di Natale. Siccome c'è un alert lanciato dal Ministero alle regioni di cominciare ad aprirne di più, volevo capire il Veneto a che punto è arrivato. Va bene, facciamo un aggiornamento col dottor Rosi, ma comunque voi sapete che quello è un piano modulabile, quindi appena vedono che c'è necessità, c'è l'imminenza di aprire, aprono, quindi insomma è molto automatica questa cosa, quindi non c'è problema. E l'ultima cosa, assessore, sempre tecnica, l'AIFA ha dato il via libera alla somministrazione di Remdesivir anche a casa. Volevo capire le persone che sono la maggioranza, positive e sintomatiche, che sono a casa, come stanno, tra virgolette, nel senso se con variante Omicron hanno, che voi sappiate per carità, sintomi più o meno importanti, e se le USCA possono procedere alla somministrazione anche di Remdesivir a casa. Allora non c'è ancora arrivata la circolare, c'è solo quindi comunicazione, appena arriverà la circolare con i dettagli capiremo anche le modalità, tipologie e quant'altro. E al momento le persone curate a casa, avete più o meno un report per capire come stiano rispetto, vogliamo capire se, siccome cominciano a dirci che variante Omicron avrebbe una sintomatologia più leggera rispetto alla Delta, volevo capire se avete Non abbiamo evidenza oggi, o almeno non sono stata notiziata di situazioni o casi particolari di gente curata a casa che riscontri insomma sintomatologia di un certo tipo, quindi oggi non ho un quadro complessivo da riferire, ma non mi è stato neanche riferito, quindi non penso che ci siano grandi cose, però possiamo anche chiedere di fare appunto una verifica puntuale, però io non sono stata notiziata di casi particolari. Grazie. Tosatto. Sì, assessore, un caso a proposito della quarantena, no? Si verificano casi di bambini e di ragazzini che fanno la prima dose, poi si contagiano, vanno in quarantena e a questo punto i genitori non sanno bene cosa fare in vista della seconda dose. Chiediamo alla professoressa, adesso appena cedo il posto. E allora le chiediamo anche un'altra cosa, allora visto che siamo in tema, sempre... Io quindi non avete più domande per me? Non faccio subito accomodare la professoressa qui. Va bene. Va bene. Bene, allora grazie professoressa. Direi, se siete d'accordo, prima sentiamo cosa ha da dirci e poi le rivolgiamo le domande. Grazie. Bene, grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, grazie al Presidente e all'Assessore per l'invito oggi. Qui torno per la seconda volta, ci eravamo visti il 18 giugno, vi ricordo, dello scorso anno, all'inizio della pandemia. Mi fa piacere oggi avere l'opportunità di
condividere con voi la situazione Covid e bambini. Bambini ed età evolutiva in senso più ampio. Situazione che ha avuto nel decorso della pandemia, è andata incontro a importanti trasformazioni, così che adesso credo che possiamo tranquillamente dire che i bambini sono tra i protagonisti principali di questa quarta ondata, e quello che abbiamo visto è un aumento esponenziale dei casi avvenuto nelle ultime 8 settimane, poi vi darò i numeri, un aumento esponenziale proporzionalmente molto più elevato rispetto a quello che è avvenuto negli adulti, e le ragioni le possiamo già dire subito, perché questo sarà poi il tema cruciale presumo di questa nostra chiacchierata insieme. Le ragioni sono ovviamente l'alta circolazione virale, ne sentiamo parlare da giorni, e dall'altro il fatto che i bambini sono maggiormente suscettibili all'infezione perché non vaccinati o proporzionalmente meno vaccinati rispetto alle altre fasce di popolazione. Quindi quando ci siamo visti la prima volta il 18 giugno del 2020, quindi eravamo appena alla fine del lockdown, e i dati che avevamo erano molto rassicuranti nei confronti del bambino. Se vi ricordate, i bambini a quell'epoca in Italia, nel Veneto, in Italia, nel mondo, i bambini infetti rappresentavano meno del 5% rispetto agli infetti totali, addirittura il dato era del 2% allora in Italia e nel Veneto. Attualmente invece questo dato si attesta intorno al 25%, quindi anche un po' di più del 25%, quindi la percentuale di bambini infetti è estremamente più alta. Ecco, tenete conto che la popolazione pediatrica della fascia di età 0-18 anni, quindi prendiamo tutta l'età evolutiva, nella sua complessità rappresenta il 16-17% della popolazione generale. Questo vi dà idea ancora di più di quanto esponenziale sia l'aumento dei casi in età pediatrica. In tutto questo, quello che merita di essere sottolineato particolarmente, che la fascia 5-11 anni, che è quindi la fascia attualmente, la fascia di età di particolare interesse, perché è quella per la quale si sta proponendo da meno di un mese la vaccinazione, è la fascia maggiormente rappresentata. Solo questa fascia di età giustifica il 50% dei casi pediatrici, ed è la fascia di età nella quale l'aumento esponenziale dei casi è maggiore e quella che ha i più alti tassi di incidenza settimanale, che superano i 600 ogni 100.000 abitanti, quindi numeri assolutamente incredibili che sono in crescita esponenziale, e che sicuramente stanno preoccupando il mondo pediatrico. Quello che abbiamo imparato nel corso di questi quasi 2 anni di pandemia sul Covid nel bambino un po' lo sapete, no? Il Covid nel bambino, questo merita sottolinearlo, di fatto sappiamo la malattia è una malattia meno grave, proporzionalmente meno grave rispetto all'adulto, una malattia più lieve, con febbre, sintomi respiratori che possono essere a carico delle alte o delle basse vie aeree, sintomi gastrointestinali e poi un corredo di altri sintomi meno frequenti. E di conseguenza anche la necessità di ricovero è più bassa, ovviamente, no? Molti bambini sono oligosintomatici. È più bassa, ma non è nulla. Così come non è nulla, ci tengo molto a sottolinearlo, la necessità di ricovero in terapia intensiva, e non sono nulli i decessi. Cioè, queste sono le cose che abbiamo imparato nel corso di questi mesi di pandemia. Allora, proprio per così sostanziare con dei numeri queste affermazioni che ho fatto, mi piace condividere con voi i dati, non so se li conoscete, riportati da Epicentro, l'Istituto Superiore di Sanità. Gli ultimi sono del 21 dicembre, pubblicati il 24 dicembre, li ho cercati fino a stanotte se c'erano, sono comunque recentissimi, sicuramente molto molto attuali. Non so se avete visto, in quella data i casi totali in Italia di soggetti infetti erano 5.430.000. L'età evolutiva, l'elaborazione che fa l'Istituto Superiore di Sanità, che sono un po' diverse da quelle del Veneto, ci torniamo dopo, sono 0 alla fascia 0-18 anni, erano 954.657, quindi quasi 1 milione di bambini infetti, cioè di soggetti in età evolutiva infetti, quindi un numero sicuramente molto molto consistente rispetto ai poco più di 5 milioni totali.
E ancora l'altro dato molto interessante è che più di 9.000 bambini sono stati ricoverati, il numero puro è 9.118. Sicuramente questi numeri sono già molto aumentati, perché lo vedrete poi, stanno aumentando in proporzione anche i ricoveri, e ci sono stati all'epoca, il 21 dicembre, quindi siamo 7 giorni fa, 258 ricoveri in terapia intensiva e 35 decessi di bambini di soggetti in età evolutiva. Questo 35, ve lo dico già ora, è già sicuramente un 36, perché abbiamo avuto in questa ultima settimana un bambino deceduto anche nella nostra regione. Quindi ecco, prego. Questi sono dati nazionali, ma sicuramente questo nostro caso si aggiunge, fa già un 36 sicuro, come dire, probabilmente è possibile che ci siano altri dati, altri numeri che hanno modificato questa casistica in questa settimana. Ecco, sicuramente mi permetto di fare una riflessione personale, così pediatrica, diciamo, no? sulla questione dei decessi, che sicuramente sono pochi, ma diciamo che la mortalità in età pediatrica è complessivamente più rara, è fisiologicamente più rara, e i bambini hanno una lunga prospettiva di vita, sono ovviamente il nostro futuro, e tutti gli sforzi di tutti i paesi, compreso il nostro, sono quelli di tenere questa mortalità il più bassa possibile, e noi in Italia abbiamo l'orgoglio di avere tra le più basse mortalità al mondo, mortalità infantile, grazie che è sotto il 3 per 1000 dei nati vivi, e che grazie chiaramente alla situazione sociale ed economica in cui vive il nostro paese, e grazie alla bontà del sistema sanitario. Ecco, quello che la letteratura pediatrica sottolinea in questo momento è che il Covid sta diventando una minaccia per la mortalità infantile, e si colloca in questo momento fra le prime 10 cause di mortalità. Quindi certamente in pediatria, io lo dico sempre, in tutti i contesti tutto è molto più piccolo, no? Però c'è una proporzionalità che è una proporzionalità assolutamente da guardare con un sentire diverso rispetto a quello che riguarda invece tutta l'età. Mi piace condividere con voi anche alcuni dati del Veneto che sono veramente clamorosi. Ringrazio il dottor Saia dell'azienda Zero, il dottor Mario Saia, che fornisce questi dati, li fornisce settimanalmente, poi mensilmente. Questo mese, grazie a questo incontro, ha accelerato l'elaborazione dei dati. Ecco, non so se voi avete idea di questo numero, ma nel mese di dicembre, e sono dati datati al 28 dicembre, quindi meno di 48 ore fa, nel Veneto ci sono stati 18.300 nuovi casi di infezione da SARS-CoV-2 nell'età evolutiva, intesa, come ve lo dicevo prima, l'elaborazione il Veneto l'abbiamo scelta 0,14. È un numero che corrisponde al 20% rispetto al totale degli infetti, quindi è sicuramente un numero molto alto, un po' più alto di quello nazionale, perché c'è una fascia di età che non viene presa in considerazione nelle elaborazioni, che c'è la fascia 14-18 ovviamente, quindi questo spiega. Perché a livello nazionale è 0,18, i dati dell'istituto sono 0,18, ve lo dicevo prima. Ecco, questo 18.300 è un numero veramente strepitoso, cioè è un'impennata che non abbiamo mai visto nel corso di tutta la pandemia. Tenete conto che a novembre i casi erano 8.000, che a ottobre, settembre, agosto erano 2.000, a luglio erano poche decine di casi, no? Quindi c'è stato un aumento che è sicuramente un aumento incredibile. Diceva prima il Presidente, eravamo messi malissimo un anno fa, no? Le ultime settimane dell'anno. Ecco, nel mese di dicembre dello scorso anno i bambini infetti erano 8.000, quel picco che abbiamo avuto nel 2020, quindi siamo su numeri e rappresentavano il 7% rispetto al totale un anno fa. Quindi vi dico, questi numeri parlano molto chiaro, no? Per dire come il numero ci sia veramente una crescita esponenziale che riguarda il bambino. Quindi attualmente in Veneto i bambini che sono stati infetti che hanno avuto un'infezione sono 75.000 praticamente, e capite che 25.000 sono degli ultimi 2 mesi, quindi ancora per darvi idea, no, dell'esplosione. 75.000 da tutta la pandemia, ma 25.000, 18 più 8 fa 25-26.000 soltanto in questi 2 mesi, quindi c'è stata veramente un'esplosione incredibile.
A fronte di questo, anche nella nostra regione i ricoveri sono stati molto contenuti. Devo dire che come criteri di ricovero abbiamo tenuto in regione dei criteri molto stretti, come dire, cerchiamo ovviamente di ospedalizzare il meno possibile. Questa è una politica generale della nostra regione, no? Di tenere contenuti i ricoveri. Ma ci stiamo avvicinando ai 300 bambini ricoverati in tutta la regione Veneto, e di questi 13 bambini che hanno avuto bisogno di terapia intensiva, e abbiamo nell'ultima settimana anche avuto un decesso. Quindi questo per dirvi quello che è l'impegno di questa malattia, perché di fatto, lo diceva prima il Presidente, negli adulti abbiamo visto sì un incremento del numero di casi, no? Però grazie alle vaccinazioni gli adulti si ammalano, ma si ammalano meno gravemente, quindi meno ricoveri in terapia intensiva, in proporzione meno decessi. Lo spettro della malattia in età pediatrica invece rimane assolutamente invariato. Non abbiamo bambini vaccinati, la maggior parte non sono vaccinati, quindi proporzionalmente al numero dei casi aumenta anche il numero dei ricoveri, e sta aumentando anche il numero dei ricoveri in terapia intensiva, e abbiamo toccato il primo decesso. Quindi questo per dirvi che tornando alla situazione, quella situazione che noi vediamo con gli occhi tutti i giorni, che è la situazione di Padova, e che praticamente riflette quello Padova un po' accentra ovviamente, nel senso che a Padova vengono riferiti anche i bambini Covid positivi con malattie complesse che vengono seguiti per la loro malattia complessa cronica già in dipartimento, ma sta aumentando il numero degli accessi, sta aumentando il numero di bambini positivi che vediamo in pronto soccorso, quindi con la prospettiva del pronto soccorso e la prospettiva di bambini che stanno più male, ovviamente la maggior parte sono gestiti a livello ambulatoriale, sta aumentando il numero di ricoveri. Non abbiamo mai avuto, siamo arrivati complessivamente, abbiamo avuto 150 ricoveri nel corso della pandemia, che sono più del 50% dei ricoveri totali che si sono avuti in Veneto, ma solo questo mese siamo arrivati al 29esimo ricovero, quindi numeri molto 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 alti. Quindi tutto questo per dirvi che l'impegno della malattia da Covid nel bambino certamente sta aumentando in termini numerici, ma anche in termini di necessità di ricovero in terapia intensiva, e anche di perdita di vita dei bambini. Quindi questa è la fotografia, diciamo, la problematica del Covid nel bambino, che sicuramente conosciamo molto meglio rispetto a un anno fa, e che certamente ha un andamento benigno nella maggior parte dei bambini, ma impegna in termini di salute e necessità di ricovero e anche di decesso una piccola parte di essi. Quindi in una popolazione pediatrica, che è una popolazione pediatrica prevalentemente sana, i bambini ce li immaginiamo sani, che corrono, che stanno bene, che hanno di fronte il loro futuro. Io dico sempre, teniamo presente, i bambini sono il 20% più o meno della nostra popolazione, ma sono il 100% del nostro futuro, ed è così che ce li immaginiamo ovviamente i nostri bambini. Alcuni dati ancora sui ricoveri che sono interessanti. I ricoveri, perché i bambini vengono ricoverati per il Covid? Chiaramente perché hanno dei sintomi che necessitano di essere monitorati, la fatica respiratoria piuttosto che la disidratazione perché scaricano, piuttosto che il rifiuto dell'alimentazione, piuttosto perché hanno crisi di apnea quando non respirano, non riescono nei primi mesi di vita. E quindi per questo quali bambini abbiamo? Fondamentalmente abbiamo due categorie di bambini: i bambini molto piccoli e i bambini che hanno delle malattie croniche. Però ci tengo a dirvi che il 70% dei bambini che sono ricoverati sono bambini sani, cioè che arrivano in ospedale solo per il Covid, solo per questa malattia che li porta all'ospedalizzazione. 70%, questo devo dire che corrisponde anche ai dati internazionali, quindi è un po' se noi da un lato sappiamo che i bambini che hanno una malattia cronica sono bambini più a rischio di avere una forma grave, intendo un bambino con una cardiopatia, un bambino con una malattia respiratoria, un bambino con una malattia ematologica, con una malattia oncologica, sono più a rischio, ce lo dice la letteratura, di avere forme gravi, ma non sono solo questi i bambini che ricoveriamo, perché il 70% dei bambini che sono ricoverati sono bambini sani. Sempre vi riporto ancora un dato dell'esperienza di Padova, che ovviamente è abbastanza consistente anche sul panorama nazionale, dei bambini che abbiamo, dei nostri bambini.
15 hanno avuto bisogno di supporto ventilatorio sui nostri 150 e 5 sono stati ricoverati in terapia intensiva, quindi ricoveri molto pesanti, ricoveri in terapia intensiva pediatrica. Un bambino ha anche richiesto circolazione extracorporea, l'ECMO, quindi sapete quella estrema, l'intervento estremo di supporto delle funzioni cardiorespiratorie. Quindi c'è un impegno assistenziale su questi bambini, oltre alla bambina deceduta. Quindi tutto questo per dirvi che a distanza di 1 anno e mezzo, ci siamo visti 1 anno e mezzo fa, 18 mesi fa, sicuramente quello che abbiamo imparato sul Covid nel bambino è assolutamente molto di più di quello che sapevamo. Ovviamente questa malattia ci ha fatto molto lavorare, ma ci ha fatto imparare ovviamente moltissimo, e come vedete c'è un impegno assistenziale, sicuramente non con la numerosità degli adulti, ma ribadisco, nel bambino è tutto ridimensionato, no? Però ha un peso in relazione a quella che è l'età di cui stiamo parlando. E questo è il Covid in acuto, cioè la malattia nel corso di infezione acuta. L'altro problema importantissimo che noi abbiamo, che è molto importante, è diventato sempre più importante nel corso dei mesi, è quella complicanza che gli adulti non hanno, o forse lo stanno cominciando ad imparare, anche i nostri colleghi dell'adulto lo stanno cominciando a vedere nei giovani adulti, che è questa malattia che si verifica a distanza di 4-8 settimane, 6-8 settimane dopo l'infezione da Covid, che è la sindrome infiammatoria sistemica, si chiama MISC, Multi-Inflammatory Syndrome, C, dei bambini, che si manifesta in circa 1 ogni 1000, adesso i dati esatti non li sappiamo ancora perché siamo sempre freschi, no, di numeri, ma mediamente si verifica con un bambino ogni 1000. Per dirvi, fino a 2 mesi fa nel Veneto avevamo avuto 50 bambini affetti da questa malattia. Adesso ce ne aspettiamo, con i 25.000 casi nuovi, ce ne aspettiamo altri 20-25 dei prossimi, abbiamo già cominciato, dopo ve lo dico già, ad avere qualcuno di questi bambini. Perché ci preoccupa questa malattia? Sicuramente è una malattia, è una complicanza rara dell'infezione da SARS-CoV-2, però per definizione è una complicanza sempre grave, quindi sempre che richiede il ricovero, sempre che richiede terapie molto avanzate per modulare questa risposta infiammatoria, e nel 30% dei bambini richiede ricovero in terapia intensiva. Questo perché? Perché è una malattia, si chiama appunto sindrome infiammatoria multisistemica. Cosa vuol dire? C'è una reazione infiammatoria dell'organismo del bambino nei confronti dello stimolo virale che fa sì che si crei una sorta di autoinfiammazione contro i propri organi. Quali organi? Quelli diciamo visibili, la cute, gli occhi, i linfonodi, ma soprattutto, e questo è il problema della malattia, gli organi profondi tra fegato, cuore, polmone, fegato, cervello, polmone, ma soprattutto il cuore. 70% dei bambini che ha questa sindrome sviluppano insufficienza cardiaca, ed è quella che richiede ricovero in terapia intensiva. Ma ancor di più una parte di questi bambini esita in una cardiopatia permanente, persistente, non è corretto, permanente, che si mantiene nel tempo. La prognosi adesso ancora a distanza non la conosciamo perché è una malattia molto nuova, no? Ma sono bambini che molte volte devono fare terapie specifiche proprio per la cardiopatia. E questi sono bambini tutti, perché anche questo è estremamente importante, tutti precedentemente sani, cioè non c'è una predisposizione, cioè non sono i bambini, quelli di cui parlavo prima, che sono a rischio di Covid grave in acuto, sono bambini per il resto sani. Quello che si ipotizza è che ci sia una risposta infiammatoria individuale su base proprio personale, genetica, che scatena questa reazione infiammatoria, che comporta poi tutto questo quadro clinico di una malattia, lo ripeto, sempre grave, che nel 30% che sempre richiede ricovero, che nel 30% richiede ricovero in terapia intensiva e che può lasciare esiti. Ed è sicuramente molto impegnativa,
per il bambino, è una malattia veramente molto grave, questi bambini stanno veramente molto male. Ecco, abbiamo ricominciato a vederli in questo momento, abbiamo 3 bambini ricoverati per questa sindrome e chiaramente comincia a comparire come conseguenza del picco che abbiamo avuto agli inizi di novembre, e ce ne aspettiamo ovviamente ancora. Anche per questa malattia sono segnalati decessi, vi dico i dati, sono dati italiani. A giugno, questi sono aggiornati a giugno, c'è ovviamente un mondo che sta studiando questa malattia, no? Questa nuova malattia così grave e così invalidante, perché ripeto, i bambini entrano sani, cioè sono sani, e una parte di loro, non tutti, esce con una cardiopatia acquisita. Quindi peso importante ovviamente per la qualità di vita di questi bambini e per la loro salute. No, vi dicevo che i dati a giugno, i dati del gruppo italiano che segue questa malattia, diciamo che raccoglie tutti i casi, su 240 bambini aveva riportato anche un decesso, e i decessi sono per causa cardiaca. Quindi una malattia che nell'adulto non è descritta, che nel bambino invece la stiamo vedendo sempre di più, e che è sicuramente una complicanza tardiva del Covid. I bambini in fase di questa malattia sono negativi, è una complicanza tardiva quando il bambino si è già negativizzato. Quindi anche questo è un tema non da poco, diciamo, che vi enfatizzo così, perché ovviamente è una delle condizioni da mettere nel piatto nella riflessione sulla importanza della vaccinazione nei bambini. Lo dico già ora, presumo che se non lo dico me lo chiedereste, c'è poi il problema del long covid, no? Di questa tematica del long covid. Devo dirvi che su questa tematica noi pediatri dovremmo essere un po' più umili, come dire, nel senso che nel bambino non è così studiata come l'adulto. Cioè, se per la sindrome infiammatoria abbiamo diagnosi chiara, criteri di diagnosi chiarissimi, criteri di laboratorio chiarissimi, terapia chiarissima, prognosi chiara per quello che è il tempo nel quale conosciamo questa malattia. Per il long covid c'è una letteratura che comincia a crescere, a nascere, ma ancora è un'entità un po' sfumata, no? Non ci sono dei criteri clinici molto netti, i sintomi sono dei sintomi riferiti, si dice che tra il 5 e il 10% dei bambini hanno sintomi che si protraggono come tosse persistente, stanchezza, palpitazioni, disturbi dell'umore. Però non è chiaro se questo siano effetti del virus oppure siano effetti di tutte le privazioni che i bambini, in particolare gli adolescenti, hanno avuto durante, cioè, come conseguenza indiretta del Covid, e che quindi siano più disturbi psicosomatici, diciamo, in relazione alla sofferenza del bambino piuttosto che all'effetto diretto del virus. Quindi il problema dei bambini, in particolare adolescenti, che risentano cioè che abbiano disturbi a distanza del Covid c'è, ma non è così definita qual è proprio la patogenesi di questa sindrome, e comunque ci sono tanti studi in proposito, e quindi è comunque un tema sulla quale la ricerca pediatrica è appunto in allerta. Al di là poi del fatto dell'impatto che il Covid nel bambino nella sua vita sociale, no? Sicuramente l'ha molto limitato nella sua vita sociale, la vita sociale, di relazione, di condivisione è sicuramente molto importante per uno sviluppo armonico della personalità, della quale i bambini ovviamente, come molti di noi, ma crediamo che l'impatto nel bambino possa essere un impatto che è più importante. Quindi diciamo che tutte queste sono uno dei piatti sono le considerazioni da mettere in uno dei piatti della bilancia quando parliamo del tema della vaccinazione del bambino, no? Perché la riflessione ovviamente sul tema della vaccinazione del bambino deve tener conto, come sempre quando parliamo di vaccinazioni, di cosa evitiamo con la vaccinazione e quali sono dall'altra parte invece gli elementi di efficacia e di sicurezza della vaccinazione che viene proposta nei bambini. Vado avanti? Io... Sì. No, sulla vaccinazione vedo solo i dati, che voi forse volete, a che punto siamo come Regione Veneto, no? Visto che abbiamo l'aggiornamento sulla vaccinazione pediatrica. Noi abbiamo somministrato finora 27.780 dosi, che sono pari al 9,2% della popolazione di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, che voi sapete complessivamente sono 301.000 in Veneto.
e abbiamo prenotazioni fino ad arrivare al 17,5% di questa popolazione. Quindi oggi quelli che hanno o già quindi avuto la prima dose, quindi la prima somministrazione, o quelli che hanno prenotato, si arriva al 17,5%. Quindi molto buoni anche rispetto anche al dato nazionale. Io volevo solo farvi solo 5 e 15, sono 301.000. Siamo partiti il 15 dicembre, dal 26, voi sapete che dal 26 dicembre c'è, oltre alla prenotazione, l'accesso libero, quindi c'è anche questo doppio canale. Io così mi sento come pediatra di fare così un'affermazione di tipo generale, no? sulla vaccinazione. Certamente noi pediatri abbiamo accolto con soddisfazione, con entusiasmo le date del 25 novembre e poi del 1 dicembre, quando rispettivamente EMA e AIFA hanno approvato la vaccinazione nell'età 5-11 anni, perché noi c'è la convinzione, la dimostrazione che le vaccinazioni sono un determinante importante di salute dei nostri bambini in generale, no? E che le vaccinazioni sono uno dei più grandi successi della moderna medicina, con un rapporto costo-beneficio che è sicuramente tra i più alti, e che grazie alle vaccinazioni vengono tenute sotto controllo le infezioni, vengono limitate le necessità di ricovero e vengono ridotti quelli che sono i rischi di mortalità e degli esiti. Questo vale per tutte le vaccinazioni. Se non ci fossero state le vaccinazioni non avremmo debellato il vaiolo, che dagli anni 70 sapete che non esiste più, avremo ancora presenti malattie che nei paesi industrializzati come il nostro sono ormai molto remote, come la difterite, il tetano, la polio, anche se in questi giorni, che esistono però nel mondo, quindi dobbiamo continuare a vaccinare. E proprio in questi giorni c'è stato un report di 2 casi di polio nello Yemen, per dirgli come l'attenzione sulle vaccinazioni deve restare sempre un'attenzione molto alta. E questo vale anche per l'infezione da SARS-CoV-2, cioè la vaccinazione rimane il metodo più sicuro e più efficace per prevenire l'infezione, la malattia e il ricovero. Ci sono tutti gli elementi di efficacia e di sicurezza, poi se volete torniamo nel dettaglio, potrei parlarvi a lungo, magari rispondo alle vostre domande, così diventa un po' più dinamica anche la nostra chiacchierata su questo tema. Però ecco, il tema delle vaccinazioni per noi pediatri è un tema importantissimo, le vaccinazioni salvano vite, salvano complicanze, salvano per tutte le malattie per le quali sono state licenziate, e questo vale, il principio è lo stesso per l'infezione da SARS-CoV-2. Domande per la professoressa Dadalt, un po' tutti. Nicolussi Moro, poi professoressa, buongiorno. Intanto volevo capire purtroppo perché noi registriamo il primo decesso, nel senso era un bambino con patologie pregresse, se ci può... Ecco. Entriamo in questi dettagli? No, non voglio i dettagli della patologia, questa era una bambina specifica. con patologie pregresse. Ecco, quindi una bambina ad alto rischio. Ah, quindi ad alto rischio. Ad alto rischio di avere una forma grave. E mi aggancio a noi sappiamo che abbiamo 2 classi di bambini che hanno rischio di avere forme gravi. I neonati, abbiamo avuto neonati sani che hanno avuto bisogno di terapia intensiva, che hanno avuto un'intubazione e ventilazione meccanica per più giorni, e la letteratura ci dice che è un'età a rischio anche di morte. E i bambini con malattie croniche di più varia natura, adesso sarebbe troppo lungo entrare questo per dirvi che questi sono proprio le classi di bambini nei quali, a parte i neonati perché ancora non è ovviamente licenziata la vaccinazione, ma i bambini con malattia cronica sono quelli nei quali la vaccinazione ha una priorità, non è che è maggiormente indicata, ha una priorità proprio perché il rischio di complicanze gravi è quello maggiore. Infatti là volevo arrivare. Esatto. Perché io immagino come per gli adulti anche nei bambini probabilmente la precedenza, come è stata nella campagna vaccinale per gli adulti, chiedo se va proprio ai bambini con malattie pregresse, con cardiopatie, con trapianti, perché ci sono anche già i bambini purtroppo piccolissimi che hanno subito anche interventi al cuore eccetera. Volevo capire proprio questo, anche per dare un messaggio ai genitori, perché tanti genitori che hanno bambini con malattie rare
con problemi di malattie autoimmuni eccetera hanno paura che poi il vaccino possa peggiorare la situazione. Ecco, volevo chiedere un consiglio che può dare a questi genitori. Sì, soprattutto i genitori dei bambini allergici hanno molta paura. Sì, sono problematiche diverse. Sono lunghissime da trattare, però cerchiamo di categorizzarle. Allora, da un lato abbiamo i bambini con malattia cronica, con malattia diciamo di organi che interessa organi importanti, o come i bambini cardiopatici, i bambini con malattie respiratorie croniche, i bambini con problemi dell'immunità, bambini che sono in terapia con farmaci che modulano l'immunità. Per questi bambini il rischio di avere una malattia grave da coronavirus è più alto, ce lo dicono i dati della letteratura, noi abbiamo delle casistiche americane molto più numerose, con mortalità molto più alte rispetto a quelle del nostro paese. Ecco, proprio per questi bambini la vaccinazione ha una priorità. Con delle precauzioni, diciamo, che per ogni linea di malattia, come dire, possono essere diverse e decise dal medico che ha in carico questo bambino. Per dire, un bambino che stia facendo una terapia immunomodulante, cioè che modula, che in qualche modo governa il suo sistema immunitario, potrebbe avere indicazione a sospendere per una settimana mentre fa prima di fare il vaccino. Cioè questi sono degli equilibri che deve trovare il medico che sta seguendo il bambino, ovviamente, no? Ma non è una controindicazione alle vaccinazioni, anzi le vaccinazioni in questi bambini sono maggiormente indicate proprio perché il virus nativo, qualora contratto, li pone a rischio di una malattia grave. È chiaro che il bambino che ha una malattia emato-oncologica condividerà il piano vaccinale con l'emato-oncologo pediatra che lo segue, il bambino che ha una malattia reumatologica ed è in terapia con farmaci biologici la concorderà con il pediatra reumatologo che lo segue e quant'altro. Quindi questi sono i bambini a rischio di malattia grave, sono quelli in cui la vaccinazione ha la priorità, malattia da SARS-CoV. E per questi bambini proprio c'è stato un mandato anche del commissario Figliuolo, ha fatto proprio una circolare in cui diciamo lui dice giustamente i bambini vengono vaccinati prevalentemente a livello diciamo territoriale e le persone importanti per la promozione della vaccinazione anche per l'esecuzione sono i pediatri di famiglia per il rapporto fiduciario che hanno con le famiglie, però gli ospedali pediatrici o le pediatrie di riferimento devono organizzare dei percorsi per questi bambini qualora questi abbiano difficoltà ad accedere in loco, come dire, questo che stiamo facendo per esempio anche a Padova. Abbiamo iniziato il 26 di dicembre proprio a vaccinare questi bambini, oltre al fatto che i singoli medici che seguono questi bambini in cronico si preoccupano della loro vaccinazione quando i bambini vanno ai controlli, quindi hanno delle linee preferenziali, diciamo delle linee di priorità che ovviamente sono molto importanti, parallele ovviamente a quello che è l'accesso generale dei bambini al sistema vaccinale molto articolato che c'è nel territorio. Quindi questi sono i bambini a rischio di malattia grave. Il problema dei bambini allergici è un altro problema, completamente diverso. Qui non si tratta di rischio di malattia grave da Covid, ma il rischio, che è nella maggior parte dei casi teorico, è che il vaccino possa scatenare una reazione allergica, quindi è un'altra tipologia di problematica. Per la maggior parte delle malattie allergiche non c'è nessuna controindicazione a fare il vaccino. Le controindicazioni sono assolutamente molto ristrette, sono la presenza di allergia nota a componenti del vaccino, il polietilenglicole, adesso non serve che entriamo nei dettagli, ma la consapevolezza di questo rischio usualmente i bambini allergici lo sanno. Quindi c'è solo una piccolissima fetta di bambini allergici nei quali la vaccinazione deve essere fatta con precauzione. Nella maggior parte i bambini allergici al latte, all'uovo, cioè le comuni allergie dell'infanzia, i bambini con orticaria non hanno nessuna controindicazione a fare la vaccinazione. Eventualmente la possono fare in un ambiente protetto, magari prolungando quella che è quell'osservazione di 15-20 minuti che invece usualmente viene consigliata per tutti i bambini e anche per gli adulti. Quindi sono due problematiche molto diverse. Malavasi, poi Posatto.
ne diceva il 70% dei bambini che vengono ricoverati in ospedale erano sani prima dell'infezione, del bambino purtroppo mancato ha detto, degli altri che comunque sono gravi fino a essere ricoverati in terapia intensiva, normalmente, o meglio, in che percentuale entravano sani? 50-50. È chiaro che in terapia intensiva è maggiormente sono più a rischio i bambini che hanno una malattia grave, cioè quelli di cui stiamo parlando adesso, però c'è l'altra categoria di bambini che sono i piccoli, soprattutto i neonati che contraggono l'infezione nei primi mesi di vita. Ecco, che era un po' la seconda domanda, in un certo modo, nel senso che mi pare di capire, ma le chiedo conferma, che lei sia anche favorevole dal punto di vista medico-scientifico ad estendere la vaccinazione a tutte le fasce d'età, quindi in particolare anche quella fascia particolarmente colpita che è dei piccolissimi. Assolutamente sì, di fatto c'è le ricerche stanno andando avanti anche per queste fasce di età, adesso non è chiaro, di solito i primissimi mesi proprio no, adesso capiamo che cut-off viene fatto dai ricercatori, attualmente il vaccino non è perfezionato per questa fascia di età, noi speriamo di averlo fra qualche mese. Quindi sì, tutte le fasce di età devono essere vaccinate. Ma in questo momento concentriamoci sui bambini dell'età 5-11 anni. Avete visto, sono i bambini attualmente sono i più esposti, sono i bambini che sono a rischio di avere complicanze, perché le complicanze, scusate, questo non l'ho detto, è la famosa sindrome infiammatoria, invece, che colpisce i bambini sani, ha il suo picco massimo, la sua mediana, a 9 anni. In questo momento abbiamo 3 bambini ricoverati, uno a 6 anni, uno a 9, uno a 12. Erano tutti bambini sani, guarda caso sono proprio della fascia di età per la quale attualmente è raccomandata la vaccinazione. Questi sono bambini sani che rischiano di lasciare l'ospedale con una cardiopatia acquisita di cui si segue nel tempo, che guarirà in una parte di loro sicuramente, ma insomma questo è sicuramente impegnativo per il bambino e per la sua famiglia. Quindi, quindi dicevo adesso veramente le ragioni per vaccinare i bambini per i quali i vaccini sono licenziati, in questo momento in particolare ci concentriamo su questa fascia, 5-11 anni, ci sono tutte, noi pediatri diciamo che è un loro diritto essere vaccinati e come ha detto il professor Franco Locatelli, il presidente del CTS, che è un pediatra, facciamo vaccinare i bambini è un atto d'amore e quindi credo che noi veramente come comunità pediatrica lo sosteniamo con fermezza. Perfetto. Sì, rapidamente ribadisco la domanda e la completo con un altro interrogativo, ovvero succede che un bambino si sottoponga alla prima dose, poi risulta positivo, va in quarantena, a questo punto la seconda dose slitta, cosa devono fare i genitori? Quesito allegato e di carattere generale, il bambino asintomatico deve preoccupare i genitori in linea di massima? Diciamo che no, perché sì, perché è infetto, quindi ha preso l'infezione. No, perché noi ci misuriamo sempre sui sintomi, no? Se un bambino non ha sintomi particolari, non sta male, non c'è da preoccuparsi. Ci tengo però a dire che tra le nostre sindromi infiammatorie tardive, le MIS-C correlate del bambino, queste sindromi infiammatorie molto gravi, abbiamo avuto bambini che avevano avuto la loro infezione acuta asintomatici, in alcuni di loro senza consapevolezza di averla avuta, questo soprattutto all'inizio quindi anche essere asintomatici o oligosintomatici non ti preclude dal rischio eventualmente di una MIS. Certo che è un rischio molto basso, adesso non vogliamo dire, l'avete capito, molto chiaro, non vuol dire avere il Covid vuol dire avere la MIS, no, la probabilità è di 1 su 1000, è bassissima, però con questi numeri che si stanno ingrandendo così tanto, chiaramente il numero di bambini che saranno interessati sta diventando consistente ovviamente, quindi l'importanza di contenere la circolazione di questo virus e per contenerlo dobbiamo vaccinare anche i bambini, perché ovviamente c'è anche un problema di comunità, questo lo sappiamo, lasciare una popolazione scoperta dalle vaccinazioni ovviamente permette la circolazione virale, questo non farà mai finire questa epidemia e faciliterà ovviamente quelle che sono le mutazioni. Per cui quello che è infettato, ha fatto la prima dose, è stato infettato, deve fare la seconda dose?
Questo è un tema nuovissimo per la pediatria, quindi è una domanda molto, molto avanzata quella che lei fa. Non fa la seconda dose e probabilmente farà una terza dose a distanza di 5-6 mesi dalla fine della malattia. Questo è un po' l'orientamento, non abbiamo ancora dei dati certissimi, però dopo se il bambino è infetto ovviamente è come facesse una seconda dose, però poi sarà opportuno rifargli una terza. La ringrazio. Moscati. Ovvero fargli una seconda che vale la terza, fargli un richiamo, insomma, fargli un booster. Sì, per concludere, purtroppo diciamo tutti questi dati, tutti questi studi ovviamente sono arrivati adesso perché abbiamo una gran massa di occasioni di verificare questo sui bambini, ma precedentemente anche dei virologi, insomma, che vanno per la maggiore, tra virgolette, o meglio che vanno in televisione, avevano dato questa falsa, idea che i bambini in fondo, lo stesso Zangrillo aveva detto, Bassetti aveva detto più volte che dobbiamo concentrarci nelle vaccinazioni sugli adulti e non sui bambini. Ora ovviamente fa marcia indietro velocemente anche lui, però purtroppo era passata questa è mancata un po' di comunicazione sulla gravità della situazione che ci prospetta adesso lei, che noi rimaniamo ovviamente anche un po' scoperti perché finora non c'era stata data. Ecco. Grazie. Sì, è giusta la sua osservazione che, come dicevo, del Covid abbiamo imparato cammin facendo. Ed è chiaro che i bambini che erano meno infetti rispetto agli adulti, vi ricordate, no? 2% a giugno, 7% a dicembre dello scorso anno su una popolazione che rappresenta il 17% della popolazione, quindi all'inizio effettivamente sembrava che i bambini fossero quasi immuni dall'infezione, no? Ma era il lockdown che li aveva resi immuni sostanzialmente, no? Quindi ci sono state anche tantissime tentativi di capire perché i bambini si ammalassero meno, no? Vi ricordate il tema dei recettori, perché non hanno i recettori sono immaturi, quei recettori acei attraverso i quali il virus penetra, ma erano soltanto delle ipotesi che poi non hanno assolutamente trovato conferma. Quindi noi medici, noi che pratichiamo la medicina, dobbiamo avere questa grande umiltà di sapere che le conoscenze evolvono e per questa malattia, evolvono per tutte le malattie, lo dico sempre, ormai sono quasi alla fine del mio percorso professionale e la pediatria è cambiata tantissimo rispetto a quello che avevo imparato da specializzanda, perché le conoscenze evolvono. La straordinarietà del Covid è che evolvono in maniera rapidissima, tutto è evoluto in maniera rapidissima, ma anche le conoscenze, nello specifico per rispondere alla sua domanda, le conoscenze che abbiamo sul bambino, i dati che abbiamo ora, certamente non ce li aspettavamo il 18 giugno quando io sono venuta qui con voi, e noi dobbiamo avere l'umiltà di studiare, di guardare i dati e di prendere le decisioni sulla base dei dati che cambiano. Vanzan. Dottoressa, buongiorno. In redazione ci chiedono cortesemente di rivolgerle questa domanda, se lei consiglia la vaccinazione anche ai bambini con problemi neurologici. Assolutamente sì. Grazie. Grazie, se non ci sono altre domande penso che possiamo chiudere. Buona giornata a tutti.